Eccola la vittoria a Cesena sabato scorso che ha permesso a Goujon di diventare professionista nel mondo delle corse. Goujon è un cavallo speciale perché, oltre a essere un pronipote di Varennes, il leggendario destriero che vinse anche il Prix d'Amérique a Parigi, è un cavallo che è stato adottato da un paese intero, il suo paese d'origine, Galliera Veneta. È tutto partito con un post su Facebook e da lì numerose persone hanno iniziato a contattarmi, a tal punto che poi qualcuno, appunto, non riuscendo a contattarmi telefonicamente, si è presentato anche a casa suonando il citofono e manifestando la volontà a partecipare a questo progetto. Quindi da subito l'interesse lo abbiamo riscontrato. Detto questo, quello che poi ne è conseguito con la vendita delle 100 quote in pochissimo tempo è stato veramente inaspettato. L'idea è venuta quasi per gioco a Filippo Lago che insieme al padre ha un piccolo allevamento di cavalli. Non si aspettava sicuramente un successo così repentino. Dopo l'allevamento, il periodo in allevamento è stato affidato a Lorenzo Baldi, che è uno dei maggiori preparatori di puledri in Europa. Il cavallo appunto è in allenamento da lui ad Altedo, in provincia di Bologna. Ora Goujon, il cui nome è un omaggio a Jean-René Goujon, uno dei più importanti allenatori della storia del trotto mondiale, è pronto per correre, ma il progetto è di preservarlo ancora per garantire la piena maturità. Il cavallo vogliamo preservarlo a 2 anni, dandogli impegni centellinati, perché ha la necessità di maturare dal punto di vista fisico e dal punto di vista mentale, motivo per il quale a 2 anni correrà diciamo il giusto, mentre a 3 anni, se le cose vanno bene, dovrebbe avere una programmazione molto più ampia. Un affetto incredibile per il pronipote di Varennes, che del nonno ha preso l'attitudine a stare davanti alle telecamere. I supporter sono tanti e sono addirittura molti di più di quelli che in realtà hanno le quote, perché ovviamente coloro che hanno acquistato le quote lo sostengono in un determinato modo, però molti sono anche semplici tifosi, quindi lo vogliono conoscere, lo vogliono vedere, e lui, ho visto anche l'atteggiamento che ha avuto sabato sera, si atteggia veramente come una sorta di star, no? È molto, faceva foto, selfie, video, insomma, in questo devo dire che qualcuno lo accosta al nonno. Se agonisticamente è prematuro accostarlo al nonno, dal punto di vista mediatico e anche di approccio ai media è molto simile.